Benvenuti a tutti. Allora iniziamo la presentazione del libro La storia dei giovani senza paura, memoria di un alpin della seconda guerra mondiale. Adesso lascio subito la parola all'autore che è qui alla mia destra, che si presenterà un po'. Buonasera a tutti. Iniziamo la presentazione di questo libro con la lettura della prima letta, un piccolo brano dove ho deciso di inserire le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro e in questo modo particolare. Qualche anno fa, Goscomissi a notarmi tutte le storie che mi contava mio nonno. Non so neanche a me perché. Mi parea quasi che la mia coscienza la mi ordinasse di farlo. Da una parte ho attaccato il lavoro perché mi despiasea che le sue memorie le andasse perse. Ma non c'era mia tutto lì, che c'era qualcosa di più profondo, che allora non capiva. Fatto sta che, tempo dopo, mi coccata in mano un bel pacchetto di pagine scritte per dritto e per roverso, mese scaraboccià. E sta lì che, guardandole, go capio perché mi c'era venuta sta idea. Non c'era mia solo che le storie di mio nonno che voleva tramandare, ma anche il suo modo di parlare, tutte che le espressioni che il doparava e che mi da ormai non già era più abituato a sentire. A rileserle mi è venuta la pelle di oca. Mi ricordo come che fosse adesso. Mi pare perfino possibile che ste parole, ste frasi, le potesse farmi provare tutte ste emozioni. Sotto gli occhi aveva un tesoro grande, che go pensà subito di spartire con tanta altra gente. Se sta così che si partia sta mia avventura, che la mega portà a pubblicare il libro La storia dei Joanin senza paura. La lingua veneta è purtroppo sempre meno usata dalle nuove generazioni, come del resto accade alle altre forme di gergo popolare diffuse nelle varie regioni d'Italia. Ormai molte parole e termini che hanno caratterizzato il linguaggio dei nostri avi a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo sono pressoché scomparse. Per fortuna ci sono scrittori e poeti veneti che con le loro opere cercano di salvaguardare questo prezioso patrimonio culturale, di cui si stanno perdendo le parole e le espressioni più tipiche. I giovani narratori non sono attratti da quel mondo di ricordi e nemmeno dal raccontare le storie dei loro avi, perché le ritengono superate e di interesse relativo, o comunque limitato ad una stretta categoria di nostalgici. Ci sono però le eccezioni a confermare la regola, ed Eric Umberto Pretto, che di anni ne ha 28, è una di queste. L'idea di un libro ce l'aveva in testa da tempo e per i genitori, che forse si sarebbero aspettati una storia moderna, un giallo oppure un trattato di saggistica, si è rivelata una piacevole sorpresa. Egli infatti ha deciso di mettere nero su bianco la biografia del nonno materno, Natale Turcato, detto Giovanni, classe 1919, dai tempi della giovinezza alle vicissitudini della seconda guerra mondiale, fino alla prigionia e quindi alla conclusione del conflitto. Un grande merito va dato a Joanin senza paura, che gli ha raccontato ogni cosa con dovizia di particolari e che in cuor suo sperava di tramandare ai posteri la sua storia e quella di tanti ragazzi della sua età che hanno sofferto ed in troppi casi pagato con la vita la scelta atroce di dittatori senza scrupoli. Ci sono tanti anziani che avrebbero molte cose da raccontare e pochissimi giovani che hanno la voglia e la pazienza di ascoltare. Natale Turcato ha avuto la fortuna che suo nipote fosse tra questi. Il titolo del testo è appropriato e al lettore bastano poche righe per capire che non si tratta di un luogo comune, ma di un uomo coraggioso che ha avuto la fortuna di tornare a casa e di raccontare le sue disavventure a chi ha saputo coglierle e racchiuderle nelle pagine di un libro per evitare che svanissero per sempre nelle pieghe del tempo. È il mio primo pugno. Un bel dì, a giara incamerata, sentaso su una branda. Aveva un mio amico, Angelo Losco da Torre, e un'altra recluta lì con me, uno per parte. A un certo punto ne è venuto davanti un vecchio con la barba lunga, Presello, che chiamava. Non era mia una persona grande, di quelle che ti fa impressione. Se puoi dire che già era una mesa caricatura a regola di tanti altri. E se sentaso di fronte degli altri, e il gatto a parlare. Mi però a capia solo che le bestemme perché parlava per furlan.
Mi ricordo che il trasea attorno alla testa finché ne contava tutte le sue storie. A sentir lui pare che fosse stato un gran personaggio. E il disè di essere stato sul Monte Canin e in volta per non so quanti altri posti. Insomma, diciamo che se dasea tanta importanza. Anche a massa, per i miei gusti. I sbruffoni, in fondo, non mi mese mai piasesti. Fatto sta che, trando torno alla testa, che senta sopportare il capello. E dove se ho finito? Proprio sotto le mie gambe. Sì che mi ha guardato dritto in gli occhi e mi ha detto: "Tome sul capello, matta." "Tu te lo su?" che ho rispostomi. Ma scherzemo neanche. Dir che una offesa così a un vecchio. Lei le va in piedi il gaverto una bocca che parea che volesse mangiarmi. E loro sono levato in piedi anche me, e prima che potesse capire cosa che gli era devo succedere, a che godà un destro di quelli potenti. So che indosso che aveva una giacchetta di tela che la mangiava bella comoda, ben la sega discusia tutto attorno, sarà stata qua solo che la spallina. Ho più da fare un tocco, più tardi, per cosirla su. E insomma sto praserio le andò a finirla solo all'altra fila di brande, e si agarrava il tendere schiena e il tratto sulle gambe per aria, ma non gli ha fatto neanche ora a molarle su per terra, che sono rivali anche a me. Allora ci ha passuito per stomaco e ho fatto per dargene un altro di più forte. Intanto però, uno è mega per de drio. E il era il sergente maggiore Tosolini, dalla zona di Udine. Vuto coparlo e mega dimandà. A me solo che difeso? Che ho rispostomi. Ma la sta una bella difesa la mia. Ciò, che sarà stanca un perché se in volte disea che se te ciappi un pugno da uno delle artiglierie da montagna, non te se è un castigo di Dio o una pelata e un mulo. Non già era neanche passato 8 dì dal pugno che avevamo là a sto presello, ma invece noi che avevamo perso il coraggio. De tanto in tanto te li sentivi dire: "Ma a te, guarda che abbiamo messo le fette di patata in moglie in una seccia piena di pisso de musso. Pareceve che se presto qua è la vostra ora." A cosa è sto più tardi che metteva anche la sale da vicino. E ogni altro dì, i che da una missiada, li voltava una a una. E bello se che gli ufficiali, gli sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché già era d'accordo con i vecchi. Una volta che ho sentito me che gli diceva: "Noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte." Sì che una sera, dopo che aveva appena suonato il silenzio, abbiamo sentito subito suonare le allarmi. Ciò se abbiamo tirato su in pressa e se abbiamo guardato su per il muso dicendo: "Ostraga, cosa che sei adesso?" Intanto se casperanca la porta doppia in fondo alla camerata e se vengono dentro 5 vecchi. 4 i tigneva su un baldachin da processione, fatto con altrettanti pali di legno dritti e una quarta per sora. Sotto sto baldachin che c'era l'ultimo della squadra, con un solo bianco a farghe da mantello. In man questo che aveva una seccia mesa piena di quelle famose fette di patata. Visto così, a me ho girato sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio, in fondo alla branda, con le mani giunte. Goiti vado a vedere anche un certo Bortolaso da Vicenza, un meco scritto. E sarà stato 10-15 kg di epidemia, e so che aveva il naso schissà perché il faceva pugilato. E allora sti 5 briganti gli si andava dal primo della fila e che cadà in bocca una fetta di patata dicendo che in onore del terzo montagna ciappa sta patata e magna. E lui l'ha tolta come che fosse stata una particola cosa che mi ha toccato vedere. La magnà gli ha fatto una faccia trista che mi ha fatto infine peccare a Fano mese venuto. Fatto il primo e si è passato il secondo. Sì che è arrivato a me che già era il terzo della fila. Mi è già resta fermo, quieto, buttato in letto. A quel punto uno dei 5 e mi ha domandato: "E ti?" Cioè che aveva una faccia da sciaffe che l'avevo ancora presente qua, davanti agli occhi. E mi a sto ben così, che ho risposto. E l'ora, invece che una te che ne ciappi 10.
se par disgrazia gli era in pie, non che sparagnava un cassotto, neanche se credeva di portargli via la testa. So che Gosco mi sia subito a mettere su le gambe della branda per levar su. E intanto pensava fra di me, adesso, appena che sono in pie, qua succede il finimondo. Finché lavorava a levar su, il sergente maggiore Tosolini gli ha tirato un burlo, fammi una carità, lascialo stare. Se vede che il aveva capito che mi già era pronto a tutto. E sì che si passa subito da quello dopo di me. Così che ha fatto tutti la sua comunione, tutti fuori che me. Cioè un poco che fosse sta istruito da mio papà prima di andare via a soldà, un poco che fosse sta salvatico di mio, fatto sta che mi già era proprio pareggiato tutto. E se per quello che i miei compagni d'armi mi chiamava Ioannin senza paura. Il bello della diretta. Il brano che ho letto prima si svolgeva all'interno della caserma di Sant'Andrea di Gorizia. Era la caserma dove mio nonno, che appunto è il protagonista dell'opera, fu inviato prima di partire per la guerra effettiva. Dopo alcuni mesi mio nonno fu inviato in Albania e da lì iniziò la sua traversia, che lo portò a combattere in Albania, in Grecia e in Montenegro. È proprio in Montenegro che si svolge
il prossimo episodio. Un episodio abbastanza simpatico che racconta il suo ritorno a casa in licenza dopo 2 anni e mezzo di guerra. Già era il 2 settembre del 42, che sono partito dai Balcani per venire a casa in licenza. Già era 2 anni e mezzo giusti che io era via. Che la mattina, mia e il Maule, un mio amico, siamo partiti da corsa come 2 lievoli, sopra il sentiero in mezzo ai boschi. Quando siamo arrivati in fondo, abbiamo cattato il camion che ne aspettava. Siamo montati su e ne gammenà a Cattaro. Là siamo stati fermi 5 dì prima di imbarcarsi. Mi ricordo che una sera a Gomagnà non so quante sardelle e di notte mi svegliai che aveva una sen rabbiosa. Sì che sono da bevere alla fontana che già era in mezzo al paese, ma però non la pissava neanche. Lì ho cattato uno del posto che mi ha detto che la sarava di notte. E allora sono andato al porto e mi ho sguardato la bocca con l'acqua del mare. A Cattaro c'era pieno di gente che andava e che veniva. Un colpo so chi nega di mandare a me e a sto mio amico di andare a dargli una mano in cucina. Sì che mi ho detto a sto mio amico, ascoltami Mirino, se meglio che andiamo. Difatti da là abbiamo portato via un bel tocco di formaggio grana. So che lo abbiamo sconto bene dentro sul zainetto. Ai 7 di settembre, alla mattina a buon'ora, seguiamo imbarcare. Siamo venuti su per il mare drio e la costa della Dalmazia. Alla fine siamo di sbarcare al porto del fiume. Là è negato in fermi un paio di settimane, presso poco, prima di mandarne a casa, per vedere se già eravamo sani o ammalà. Appena che negamo là, abbiamo cercato il primo treno e siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza che già era notte fonda, sarà sta a mezzanotte o un botto, e non che già era più coincidenze per schio. Già eravamo un bel ciappetto di alpini. So che siamo andati a bevere al bar della stazione e lì uno ha detto: ma che andiamo su a Monteberico? Sì che siamo andati, tanto cos'altro che avevano da fare. Là seguiamo senta fuori, sui scalini della Cesa, e siamo stati un bel tocco finché seguiamo in dormesà. La mattina a trio, già era il 29 di settembre del 42, mi e il Maule siamo partiti dalla stazione dei treni che già era appena spuntato il sole. Abbiamo cercato il primo treno che andava su a Schio e quando siamo stati verso Tiene e mi ha detto: ma non te vorrei mia di smontare a Maran o no? Dai, vieni su con me a Schio che andiamo a bere un gotto di vino alla grotta. Dai avanti, non sta a farti pregare. E allora siamo dismontati a Schio. So che c'era piena di gente lì di fronte alla stazione dei treni. Fatto sta che siamo andati dentro su sta osteria, al di là della strada, e subito drio di noi altri si è venuto dentro anche 2 delle mie contrae. E c'era Tony Pasin e suo papà. Tony già era un bocciassa, e il gavarabio 7 anni. E c'era lì vicino che gli faceva i murari e mi aveva da mente nar dentro. Sì che già era venuto a salutarmi. Dentro là che c'era 3 vecchiotti che suonavano l'armonio e un paro di ferrovieri. Ni altri seguiamo guardare su per il muso e che tira fuori il formaggio grana dal zainetto. Ben, abbiamo cominciato a pagare da bevere calici di vermouth a tutti qui che veniva dentro. Abbiamo mangiato e bevuto finché seguiamo imbriagati. Cosa sta verso l'ora del mezzodì? E il Maule il lo ha tratto su di peso sulla corriera che andava verso il suo paese, Valli. Mi invece mi gammena a casa Tony Pasin, sul ferro della sua bicicletta. A già imbriago in sacca. So che non vedeva neanche 4 dea fuori dagli occhi. Mi parea che fosse una nebbia fissa, di quelle che te può darsi tagliare col coltello. E insomma, il Signore Gavolesto che sia sta buono arrivare a casa. 2 o 3 dì dopo, che già eravamo venuti a casa, mi è capitato e il Maule, che la volta mi ha detto: «Seto che sei venuto a casa mio papà della Francia. Mi non lo aveva mai visto prima di adesso, lei sempre sta via a lavorare». E allora siamo andati subito dai carabinieri che ha scritto so al nostro comando. In risposta a questi, i che manda su 12 giorni di licenza straordinaria oltre a quella che ne aveva già dato.
Ben ben, che godito mi, non stava in mente Rino, a te aspetto volentiera, non mi appressa ad andar via mi. E così che ho fatto, sì che sono da casa anche a me, e sono tornato al corpo 12 giorni in ritardo come il mio amico. Mi e il Maule siamo rientrati al corpo il 19 di novembre. I nostri compagni già erano fermi a Scutari, appena dentro in Albania. Che la volta mi ricordo che Rino, il lo saluta volentiera, invece a me il megadito. Turcato, te si è escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio che godito me, così al manco mi era posso. Passà qualche dì, un colpo assonda dentro sulla mia tenda. Avevano 2 copertine da campo, paromo, in dotazione, e ho visto che me ne mancava una. Non mi era mai sparito niente fino ad ora, e mi è venuto su un nervoso che non avevo più visto. Sono andato al sergente Moiore, Tosolini, a che tirare fuori la baionetta davanti agli occhi e che go di mandà. Le avevi detto sta qua, Tosolini? Sì, e il gadito, perché? Se sapesse chi che mi porta via la copertina, avoria consumarghe la lama a forza di sbusarlo. Fammi la carità, va ordine mio, va subito in furaria e togliene una de nuova. E così che ho fatto, e se sta finito lì. L'8° giorno del mio rientro al corpo, finalmente i mega chiamava a rapporto. E loro sono da verso l'ufficio del colonnello e go battuto sulla porta. Avanti, e mega dito, stando dentro. Sì che goverto la porta e sono andato verso di lui. E le prime parole che il megadito rese sta: bel coraggio, con che la faccia lì, te presenti da me. E il che aveva visto che già era venuto dentro senza paura, con mezzo sorriso sulla bocca. Cosa credevelo? Che fosse andato da lui lagrimando? E mi è venuto infine da ridere. Te lo saperai il manco perché te chiama qua, vero? De preciso no, signor colonnello. Ma te lo saperai che te sei venuto con 12 giorni di ritardo, o no? Sì, signor colonnello, e mi ho visto pentio? Ma te si sta a casa? Mi ho visto pentio, signor colonnello, di non essere sta a casa ancora? Allora le saltà per aria e mi sei venuto vicino con l'occhio da cattivo e il mi ha sbeccato per il muso. Lo sai tu che può dare a mandarti a Gaeta sotto processo? A Gavaria caro, signor colonnello, che pi Gaeta de qua, tutti i dì in volta a scioppetà. A quel punto si è quietà e il cambia espressione come dal dia alla notte. E mi ha battuto su una spalla e mi ha detto: ah, lo so che ti sei un bravo soldato, continua così.
Dopo il suo rientro al corpo, la guerra proseguì. Proseguì inizialmente in Montenegro e successivamente in Grecia. Proseguì fino a un momento cruciale, che fu l'armistizio dell'8 settembre del 1943. Ed è proprio questo il titolo del prossimo capitolo che andrò a leggervi. Il 8 di settembre del 1943. Mi ricordo come che fosse adesso, cos'è venuto il 8 di settembre del 1943. Aggiarimo a Giannina, in Grecia, sul nostro accampamento. Che la sera lì nigiara de guardia al pesso. La mia batteria di artiglieria alpina le aveva in dotazione sì e pessi, 4 canonsini e 2 mitraglie pesanti, e mi c'era a drio tendere un canonsin. Poco dopo le 7 si è passato 2 alpini, lì davanti di me, e mi ha detto, siamo sta a ascoltare il radiogiornale. E mi ha detto che sta l'armistizio. Su meia, che sia finita la guerra, al manco per noi altri. Radiogiornale, mi non aveva neanche mai sentito menzionare. Non so neanche dove chi fosse andato ad ascoltarlo, magari dentro sulla tenda degli ufficiali, perché non saperia dove altro, se no. Fatto sta che 10 minuti dopo si arriva fuori gli ufficiali. Gli aveva una faccia bianca come la morte. Subito negadito di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco. Bisognava pareggiarsi a tutto in attesa dei ordini, perché neanche lui gli sapeva preciso cosa fare. Non aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano di Atene. Pena che questa notte, di sicuro la più lunga di tutta la guerra, vista la situazione, i greci che attaccavano a andarne dire che se noi altri che avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui gli dovrà attaccare le spalle, i sarà proprio convinti. Ma come se che si faceva a mettersi a sparare addosso ai tedeschi? Cosa sarebbe successo dopo? Anche perché, pochi minuti dopo, i tedeschi proprio gli negavano andare a dire che se noi altri li avessimo attaccato, lui non dovrà sparare neanche un colpo. E si dovrà rifiutare anche se avesse bio l'ordine di farlo. Magari queste leggere parole venivano fuori dal generale a comando della prima divisione da montagna tedesca, perché era tanto amico del nostro colonnello. Difatti, gli aveva fatto tutte le scuole insieme in Germania. E il giorno dopo, alla mattina a buon'ora, ne arriva l'ordine di pareggiarsi per andare in Italia con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sicché in mancanza di ordini superiori e quella speranza di tornare a casa il prima possibile, abbiamo versato le armi su un piazzale e seguiamo pareggiare per la partenza. So che abbiamo potuto tenersi solo che un scioppo per ogni squadra. Agli ufficiali invece gli che sa tenersi anche la rivoltella. Beh o male, abbiamo fatto quello che volesti i tedeschi, perché si fidavano ancora di loro. Ciò, in fin dei conti, avevano combattuto insieme fino il giorno prima. Cosa altro potevano fare? L'ordine di partire ne arriva ai 13 di settembre. E allora abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo in camminare. Seguiamo portadrio i muli e anche un bel fiato di vacche di quelle che avevano sequestrato in volta per le campagne su uno dei nostri ultimi rastrellamenti. So che abbiamo formato una colonna lunga drio la strada. Saremmo stati 8 in croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci i piansea guardandone in via, perché aveva paura di restare là da soli coi tedeschi. Da Giannina siamo andati a Florina. Abbiamo fatto più di 200 km a piedi in 15 giorni di viaggio. So che si camminava più che altro di notte perché in quel giorno c'era un caldo che pareva di essere l'inferno. Arriva a Florina i nostri ufficiali che avevano ai greci del posto le poche bestie che ne sarà restate. Coi schecchi che ci paghiamo potessero comprarsi qualcosa da mangiare per il viaggio, perché da ormai le nostre scorte le toccava scarseggiare. So chi ha tolto più che altro pan, perché costava poco e si conservava meglio. E sicché che mocciava il treno, dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con noi altri. Siamo montati sui vagoni che si adoperava per portare in volta le bestie,
in 60-70 ognuno. Siamo stati 7 giorni in treno prima di arrivare a destinazione e ne ha fatto fare un giro della malora perché so che dalla Grecia siamo andati dentro in Jugoslavia. Da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo, finché già eravamo in Romania, il treno si è fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino mi ha detto che sei un borghese qua fuori. E mi ha detto che il ga dove vestiti da darne, se volemo. Dai nemo che dismontemo e stiamo qua, perché a sentir lui sommeia chi si è portarne in prigionia. Ma intanto si partì il treno, se no già era facile che fossimo saltato sul serio. Là che già era di quelle distensioni di campagna che nessuno ne gavaria catà. Ma sarissimo sta buoni di venire a casa dopo, non so come che le sarebbe andata a finire. Quando siamo arrivati a Innsbruck, in Austria, e il treno invece che girare in su per l'Italia, e il girare in su per la Germania. E se sta allora che i nostri ufficiali, che da ormai i che avevano mangiato a sale a foglia, i che capito il traneo che ne aveva fatto i tedeschi. Altro che portarne a casa, in Italia. Lì che mo capito di essere stati prigionieri. Se lo avessimo saputo prima, di sicuro qualcuno il avrebbe provato a scappare. Ma da ormai già rimo in mano della poglia. Se sta questo imbroglio qua, che ne gamena dentro in Germania.
Dopo il capitolo che ho letto poc'anzi, iniziò effettivamente il periodo più duro della guerra, il periodo della prigionia. Mio nonno fu condotto, come migliaia di altri suoi commilitoni, in un campo di concentramento di Berlino. Lì vide di tutto, come voi potete immaginare. Vide la sofferenza della guerra, vide i bombardamenti e fu impiegato nei lavori più umili e quelli più faticosi. Successivamente all'avanzata dell'Armata Rossa, nel 1945, mio nonno fu catturato appunto dai russi e fu condotto in un paese vicino alla Polonia. La sua destinazione ufficiale doveva essere quella di ritornare a casa. In realtà i russi lo volevano, come gli altri suoi commilitoni, mandare in Siberia per un altro periodo di prigionia. Per fortuna questo non accadde, in quanto ci fu una presa di posizione forte da parte delle Nazioni Unite. Proprio in queste ultime fasi della prigionia si svolge questo capitolo che andrò a leggere adesso, che è anche un brano simpatico e che ci permetterà magari di capire anche qual era la vita quotidiana durante le ultime fasi della prigionia. In ultima, verso la metà di settembre del 45, Agera restò senza braghe da ormai, a forza di tacconarle su. Ciò, ogni volta che le si rompea, mia che metteva una bella pezza di corame sopra sbrego e che faceva così dura per fuori con una guccia o con qualche tocco di fil de ferro. A faceva come che poteva, ma intanto mi arrangiava su. Però aveva ancora la mantellina che ne aveva da a Gorizia, prima di partire per la guerra. Sì che gotta domandare in volta se che c'era qualche d'un bon de fare i lavori da sarto. A voleva farmi fare un par de braghe nuove, doparando proprio la stoffa de che la mantellina. Finché un toso che c'era lì con me e mi ha detto: mi che ne conosco uno. Casa in Italia e fa proprio il sarto de professione. E allora mi ha menato questo, mi pare che fosse da Vicenza, se non mi sbaglio. Così sta là e mi ha tolto le misure e sì che mi ha detto: sì, te le faccio 1000 braghe, senza problemi. Basta che te mi dai la mantellina e con quella te faccio tutto. E per il pagamento? Che domanda a me? Beh, dammi quello che te che. Non stava in mente per queste robe qua, che in qualche modo se mettiamo d'accordo. E allora te porto un sacco di patate, che ho risposto a me, perché non cavaria saesto cos'altro dirghe. Proprio in quel momento si salta fuori 3-4 tusi. I c'era lì vicino e aveva ascoltato tutti i nostri discorsi. E mi ha detto: dine lo seto quando che te ve per patate, che veniamo anche a noi altri con te. A cavarissimo caro de cattar su qualcosa da mangiare. Va bene, stiamo d'accordo così, che ho risposto a me. Dopo qualche dì, se capita il momento di andare. So che ho pensato, anche bisogna che vai per forza a torgere le patate, perché darò mai le braghe e me le gasafate. Già era giorni che guardava sempre il tempo, aspettava che fosse una notte scura, senza luna. E l'ora, appena che se sta possibile, sono da dei tusi e che godito. Ciò tusi, guarda che mi stanotte, a vo'. Ben, fane una carità, che Dio te benedissa, ti te che da essere ladro de professione anche a casa. Abbiamo pensato di star qua quieti perché non abbiamo mia voglia, seto, di rischiare la pelle per 4 patate. Sì che sono da via da solo, col messacco su una spalla. A sapere dove che aveva da andare, perché aveva fatto un giro il giorno prima. Mi ricordo che mi ha toccato anche a passare un fosso con l'acqua che le mi arrivava a metà panza, ma non la mese mai da dritta come che la notte. Difatti, appena arriva sul posto, uno dei tanti campi di patatare che c'era là, ho sentito un fiato di movimento. E allora sono davanti pian pianelo, ma non vedeva niente perché già era scuro orbo. Costo sta 5-6 metri da dove che veniva sto rumore, ho fischiato piano e se che sentito subito silenzio. E allora ho fischiato un'altra volta un fiapi forte, ben, se che sentito gente scappare via come chi fosse sta un branco de caprioi. A me ho infiato a ridere e sono da là.
Fatto sta che per terra già era tutto pieno di fagotei e patate. Aligo svoda dentro sul mio sacco e so che non leghe neanche sta tutte. Mi ha toccato lasciare là per terra un fagotei un mese pieno, già apparecciato. Sì che goliga la bocca del sacco e sono tornato a casa contento. E la mattina Drio gli ho portato il sarto in cambio delle braghe. Un paro di giorni dopo, a son passato a piedi proprio per di là. E ho visto il paron del campo, un borghese tedesco, che il già Drio cavar su le patate. O meglio, quelle che già restava per terra. Sì che ho pensato di andare là per far due ciacole. Appena che sono arrivato che ho detto, ciao, i te gadana manco a torsu le patate, o no? I garusca proprio bene, guarda quante macce che ne manca. In quanti gereli? Tasi valeva mi ha risposto, e pensare che goten due anche con scioppo, e mi ha fatta proprio sotto il naso. Se solo che avesse potuto sapere cosa che gli era successo, ma non poteva immaginarsi. Avevo sempre bio un muso da tola, mi. L'aria de casa. Siamo arrivati in stazione a Vicenza, verso le 10 di mattina. Già era il 2 ottobre del 45 e già era 3 anni e mezzo giusti che non tornavo a casa. Insieme con me già era il mio amico Natale Spinato. Così siamo arrivati insieme a Maran col treno. Natale Spinato è andato a casa. Mi sono da accattare mia sorella più vecchia, Larina, che la stasera lì poco distante. So che dopo le mega imprestare la sua bicicletta per far prima arrivare a casa.
ma appena monta su, finché già era ancora in corte da Elia, goccia pa un ciodo lungo 5 centimetri. Go sbusare rua e si che me gatto toccare a sarghe a tutto. A quel punto sono da casa a piedi. So che già era subito l'ora del mesodì. A voler quasi fermarmi a bevere un giosso alla fortuna, l'osteria che c'è ancora vicino alla piazzetta di Santa Maria. Ma appena che so starigo pensa, no, già meglio di no. Se bevo adesso e so anche a stomaco vuoto, dopo non so come che le va. Già meglio che vai a casa, che tanto adesso non ho ancora tempo per venire qua. Sì che sono da casa diretto, camminando svelto. Su per la stradetta de casa, go catame fratello Beppi. Che c'era anche a Tony in finanza insieme con lui. So che c'era da caricare un carretto col forcon. Quanto contento che le sta a vedermi. E insomma, lì go a cacciacolare con lui, ma tutto un colpo, Beppi, è il che ha domandato a sto Tony in finanza. Ma chi sei lo sto uomo qua? Ti, lo conosci tu? Se vede che non mi aveva neanche conoscesto. Cioè il già un boccetta ancora e mi mancava da casa da 3 anni. Si che sto Tony in finanza che ha tratto via il forcon e il che casbeca, ma non vedi tu mia che letto fratello? Mi ricordo che mi go fermà lì in scianta perché aveva paura di andare a casa. Già era la roba che aveva desiderato di più per tutto il tempo della prigionia. E adesso che già era lì, non aveva neanche il coraggio di mettere un piede dentro della porta. Sono fermo un tocco sul primo scalino, neanche buon di muovermi. Ma dopo mi ho deciso perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Ben, come mi ha visto venire dentro della porta, mia mamma si è messa a piangere. Mio papà, invece, l'è andato subito in caneva a torre una fiasca di vin bon. Dopo, il cacciamo a casa nostra tutti quelli della contrà per farmi festa. Allora, a me è venuta spontanea una domanda da farti. Dopo anche voi se avete domande alla fine potete farle all'autore. Come mai un argomento così saliente, così delicato è stato riassunto in così poche righe? No, il ritorno a casa è sempre una gioia anche per quelli che sono via. E te l'hai riassunto in questo libro in modo così breve, diciamo. Ecco se poi... Grazie. Sì, grazie della domanda. Beh, questa è una... Sì, dicevo, questa è una domanda che mi è stata rivolta già qualche tempo fa e mi è stata rivolta all'improvviso durante una presentazione come questa e lì per lì non ho saputo rispondere. Non ho saputo rispondere perché in effetti tutto mi aspettavo, fuorché appunto una richiesta sul motivo per cui un brano è più corto o più lungo rispetto agli altri. Poi però ho avuto modo di pensarci e mi sono dato una risposta che credo sia quella più corretta. Mio nonno infatti, mio nonno che mi ha raccontato queste storie, si è sempre dipinto come Ioannin senza paura, come quella persona coraggiosa, grazie al coraggio appunto che l'ha sempre contraddistinto, è riuscito a sopravvivere durante appunto l'esperienza della guerra e della prigionia. Così si è sempre dipinto e così gli piace ricordarsi. Nel momento in cui invece, secondo me, si è trovato davanti alla porta di casa, privato quasi di quella corazza che si era costruito durante la guerra e la prigionia per riuscire a sopravvivere, forse in quel momento mio nonno, Ioannin senza paura, è tornato ad essere Natale Turcato. Quel Natale Turcato che aveva emozioni, sentimenti come tutti noi, quei sentimenti che erano stati quasi dimenticati durante la guerra proprio per una sorta di autodifesa personale. Allora proprio per questo, forse per il timore di emozionarsi ancora, io credo che mio nonno abbia deciso di raccontare in modo così breve questo capitolo, che è un capitolo comunque fondamentale all'interno di questo libro, in quanto è il capitolo che racconta il ritorno a casa. Penso appunto che la risposta più corretta sia questa.
siamo giunti alla conclusione. Volevo terminare questa presentazione con due righe, due frasi che mi ha detto mio nonno e che mi piaceva ricordare. Ecco, questa è la mia storia. Per contarvela che ho messo molto di tempo, ma spero al manco che per voi altri sia sta bello ascoltarmi. Ciò che era giovane me, so che restava a bocca aperta finché ascoltava le storie che mi contava i vecchi. Da ormai sono venuto vecchio anche a me, ma il mondo non è più quello di una volta. Adesso tutti corre, tutti spessega, e non c'è più tempo per niente. Ma savio cosa che vi dico me? Le sai che spesseghe, le sai che cora. Intanto noi altri che mo ci accurate gusto, proprio come che se facesti anni. La presentazione del mio libro è conclusa. Io vorrei ringraziare innanzitutto voi del pubblico che avete partecipato a questa serata. Vorrei poi ringraziare l'amministrazione comunale di Schio che ci ha permesso di essere qui. Stefano Carretta che mi ha accompagnato durante la presentazione, Marta Vitella e Simone Scarpari alla tastiera. E infine anche l'Informa Giovani di Schio. Grazie ancora. Allora, per concludere vi ricordo che il libro alla mia destra è in vendita, il prezzo, mi ha detto l'autore, è già scontato di 12 euro, perciò ecco, prendetene anche più di una copia, no? E, ecco, io l'ho letto, è veramente pieno di sentimenti, insomma, ecco, vi consiglio la lettura. Allora, e adesso verrò fra di voi e se qualcuno ha domande di qualsiasi tipo può farle, l'autore è disponibile a rispondere, insomma, anche le più difficili. Qualche domanda? Qualche domanda? Allora, la signora qua è un po' timida, diciamo, e dice proprio di farti complimenti perché è stato un bel racconto. Grazie, grazie mille e spero appunto che la lettura sia piaciuta a tutti. Appunto trascrivere e rileggere questi racconti per me è stato una bellissima esperienza, nel senso che mi emoziona ogni volta, perché ogni volta che rileggo queste parole ripenso ai momenti in cui mio nonno me le ha raccontate e credo che molti di noi abbiano avuto questa fortuna all'interno delle proprie famiglie e di avere persone che hanno vissuto esperienze di questo tipo e quindi prego tutti voi di tramandarle a chi verrà dopo di noi. Credo sia una riflessione fondamentale che però ci fa bene. Allora, la ragazza ha una domanda qua, tutte timide stasera, non so come mai, forse un po' l'emozione, e mi ha chiesto se gli alpini vengono da tutta Italia o insomma da che parti del... Ecco. Beh, la Dunata è triveneta, quindi che io sappia dovrebbero provenire da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Poi però penso che se qualcuno viene anche da più lontano è il benvenuto. Se non ci sono altre domande io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona serata e una buona continuazione. Grazie mille.
Arrivo subito. Ciao, è tutti a peso? Sì. E ascoltare due stanze in banca. E praticamente in sud a Piemonte Grazie mille a ciao ciao. Sì, però un po' di perché il fatore talmente arcaici. Beh, è un modo per imparare. Ciao. A Sofia. A Sofia. Basta. Sofia e Matteo. Una volta con gli alpini no, è il gruppo generale di dove si vede lui. Querido
scopare.